Ed eccoci tornati in diretta, siamo in Leggerezza, programma di informazione e cultura in compagnia di Palma. Vi ho anticipato che avremmo avuto due ospiti ed ora al telefono, collegati telefonicamente, abbiamo il primo ospite, è la signora Simona Scuri. Pronto? Pronto? Eccoci. Pronto? Eccoci Simona, possiamo darci del tu? Stravolentieri, grazie. Sì, sì. Benissimo. Allora, Simona, io mi sono così interessata di questa iniziativa che avete proposto voi e di cui avete parlato, mi sembra ieri, quando c'è stata la presentazione di un libro. E mi sono interessata perché è la traduzione di Sì, La Pimpa la va a Milan in milanese, sì, presentata a Milano Book City al Castello Sforzesco. sì. Ci puoi parlare di questa iniziativa, ma anche della tua associazione che so porta avanti così il bisogno di continuare a parlare nel nostro dialetto, nella nostra lingua. Sì, esattamente. E mi da solito rispondi sempre in lombard perché tanto è una lingua viva Sì? e speri che ti capisce. Ti capisce se parli in sì o no? Sì, sì, io capisco, non lo parlo il dialetto, però lo capisco. Ben, bravissima. Sicuramente. Come tante persone ti sei una parlante passiva, in Sì, del senso che ti capisce, ma tal parlet no, perché ti sei un po' infatti. pigra, eh? È quella la motivazione. Sì, diciamo che la nostra associazione, che la si chiama Fa Lombard, è un'associazione proprio che si preoccupa della tutela e della promozione della lingua lombarda in tutte le sue varietà, Sì, perché la lingua lombarda allaga, secondo anche l'UNESCO, che è un organismo di Nazioni Unite, sì, allaga una real vast, che non solo la regione amministrativa della Lombardia con tutti i suoi province, ma certo. anche a fuori, dunque il Canton Tesino, il Trentino Occidentale, il Verbani-Cusio solo nel Piemonte, il Novarese, che è anche una quai città dell'Alessandrin e così via. Dunque, tutta quell'area lì, in ogni sito, in ogni paese, in ogni città, ha una varietà, ha un dialetto, quello che si Ecco, chiama un infatti dialetto. questa era una delle mie curiosità. Parlare di una lingua lombarda è Sì. piuttosto abbiamo bisogno di parlare di un ceppo di lingue, giusto? No, 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 la lingua è Duma una, Ah, dunque la è lingua una, però lombarda ci è sono tante varianti. esattamente, Ok, in tante varietà, tanti dialetti, ma questo è normale, che in tutte le lingue naturali del mondo, ah, per esempio anche in giapponese, che è il giapponese, ma dentro che tutti i suoi dialetti, anche certo. in tedesco, che ha tante varietà, a seconda della città, della zona, si parla di geolet, anche se indica in un sito, si parla di idiolet, la varietà personale, perché magari mi parli diversamente dal medicine de ca, perché il Ok. medicine de ca ha un'altra maniera di parlare. Par- Eccola, e una lingua è diversa da un'altra, perdona, sì? ma quanche che ha bisogno di un interprete, dunque quanche se intendo un no, ma Ok. dal momento che mi vo a Bellinzona o vo a Cadersone in Trentin o vo a Bergamo, Bresta o Mantua o Pavia o Varese o Sundri e se intendo un benissimo, allora dico che è tutta la stessa lingua. I Ok, linguisti perfetto. hanno fatto di test e dicono proprio che è Hai una chiarito lingua unica. perfettamente, ecco questa cosa. E voilà. E la pimpa la va a Milano, è una traduzione, come ti dici Sì? giustamente, di un libro che fa parte di una collana di libri che si chiamano libri gioco, libri guida, Sì? la si chiama Città in gioco, e editata dalla Franco Cosimo Panini, che è un editore famoso che fa i libri Sì? per Sì, Panini, fiolin certo. piccinini. E la Pimpal è una cagnera, un Sì? cagnolin bianco a poirus che la va in giro in di città. In quel caso chi la va in giro per Milano. La E di Pimpa quinta è sì, una produzione di Altan, è la bravissima, figlia di... sì. È un... Sì, lui l'ha disegnata negli anni 70, ma Sì? la va a moda e moda la Pimpa, perché Sì? ai fiolin piccinin che piace tantissimo. E Altan è famoso per i suoi vignette, per i suoi cartoon, e la Pimpa è proprio
una di suoi personaggi più importanti, più famosi, voltata in tantissime lingue, in tante lingue diverse, che anche di cartoon, anima, e in via. E questa qui è un libro Sì? che sarà in libreria da qui a poco, in tutte le librerie di Milano, ma leggiamo online, si può comprare direttamente dal sito dell'editore. È un libro che secondo me è bello perché ti porta a scoprire la città di Milano, perché ha non di disegni, ma che dentro anche di fotografie, Ah, di di Milano. immagini della città, che è il Castel Sforzesco, che è il tram, che è Sì, il sì, sì, sì. Pisa, che è quel che regola il traffico, che è una Benissimo. ricetta. Sì, Purtroppo il tempo che abbiamo a disposizione non è molto. Volevo ancora sì, che ci presentassi la tua associazione, Far sì. Lombard. Sì, l'associazione si occupa di produzione editoriale e video, è involta per esempio anche il Telegram, il Skype, è un dizionario online, fa di fumetti, 6 episodi di un fumetto che si chiama Flissa, che si chiama di Freccia. L'associazione si occupa proprio di promuovere la lingua lombarda in tutte le sue varietà, qualsiasi varietà, e la invita i gente a parlare sempre più se, a mangiare lombarda, a fare lombarda, a guardare lombarda e così via. Bravissima, grazie di questo intervento e sì, anche mangiamo la cassola allora. Sì, la cassera, la cotoletta, gli La osbusi, i cotoletta, rigotti. sì, 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 perfetto. L'osso buco, come si dice in Osbus. Los bus. Sì, Bene, grazie. Guarda, ci grazie hai a te. deliziato con questa tua bellissima parlata che ci ricorda un po' come parlavano i nostri nonni, i nostri genitori, che dovremmo ricominciare anche noi a parlare così, eh? Sì, sì, perché la fa bene al cervello, è una palestra per il cervello. Benissimo, grazie, grazie Grazie a Simona. te, ciao, a presto, A ciao, presto, grazie, ciao, grazie a grazie. Beternusco, ciao. Ciao.